Pronto? Pronto? Sì? Pronto? Mi ascolta? Sì. Pronto, mi ricevi? Buongiorno. Lei che è l'utente? A quale utente? Io sono... Utente? Pronto? Utente lei? Pronto? Io la Ma lei è sto utente? ascoltando, No, sì. perché te non ti tende? Te non ti tende o non è utente? A che simpaticuna, eh? Sono Nancy, mi ha riconosciuta? Ma certo, Ogni signora. tanto scherzo, lo sai, No, ma come può scherzare E tranquillamente? comunque complimenti per la trasmissione, veramente. Grazie, è veramente grazie. fantastica. Sì. Perché non la chiamate così la radio? Mi piace. La radio si chiama già così, signora. Come si chiama? Radio Fantastica. Non era splendida? No, splendida no. È fantastica. Non era Radio Meraviglia? No, Come assolutamente. radio? Radio Fantastica. È vero? Ah, sì, Ignazio, certo. hai inteso? La radio fantastica si chiama. Fantasticissima. Mi pareva una buona idea. Vabbè, buono, ma sono contenta che hai avuto l'idea giusta allora, va. Certo. Senta, Come sta, signora? Stiamo facendo la nostra inaugurazione. Sì. Abbiamo la stagione nuova della radio che parte di nuovo, no? Radio San Giorgio, Certo, presumo, bravo, RSG, Radio Sì. San Giorgio, conosci? Ma come sta andando la radio? Stiamo andando veramente alla grande, sai? sì? Abbiamo i lavori che stiamo finendo, stiamo lavori? facendo Che la nuova lavori? sede Eh. e tutto quanto fatto in materiale alternativo. Alternativo, sì, Certo, tipo? che è tutto materiale di riciclo, no? Tipo, Ignazio tipo? si raccoglie a Siro, sai come stanco, meschino che raccoglie materiale con camion, che si leva la vita veramente, lavoro Ma giorno. che materiale, mi Sì, scusi? materiale che lui va procurando, diciamo, in giro per fare questo. La nuova sede, no? Dobbiamo fare la nuova sede. Ma dove la state facendo questa Ma la sera? stiamo facendo a San Giorgio, Sì. ovviamente, la stiamo Sì. in un palazzo abusivo che stiamo costruendo apposta proprio per fare una palazzina che ci facciamo gli uffici, Ma non si fanno le gli cose così. studi, poi ci facciamo anche il lato pranzo, l'asilo nido, e tutte cose fatte per bene, no? Signora Nunzia. È abusivo, ma è valido, scusa, Ma funziona. no, in teoria non dovrebbe Ma essere in valido. teoria, non è che capiamo, di teoria, scusi, non è che non ci manca la teoria, andare pignata, che dobbiamo mangiare, no? Giustamente, non è che sono cose E che... perciò comunque a che punto è che siete allora questi Che lavori? stiamo finendo, ora stiamo facendo l'inaugurazione questo fine settimana, perciò se lei vuole vedere, che vuole venire a passare un po' di musica, magari parliamo anche del contratto, se lei vuole perché venire a lavorare di noi. Mi fa pure il contratto. Ma scusa, una volta che lei non fa niente dopo, che cosa ci farò fare dopo? Metta la come? musica, che Ma non come? barra mai, scusi. No, ogni tanto Vieni a lavorare perché- da noi, che magari cresci Sì. minchiati, è una radio abusiva, non si sente niente, capito? Non è un problema. Sono già a posto qui. Che fa l'aspetto? No, assolutamente. L'inaugurazione viene gente importante, viene Massimo Tipo. Raineri. Famosissimo. Massimo Raineri che canta cose grosse per te. Cioè, Che brano viene? famosissimo, certo. Vabbè, venga. Oppure Viene anche che- un altro ospite, un cantante di Messina, Umbetto Cozzi. Anche lui, Umbetto un artista Cozzi. importante. Non lo conosci? Umbetto sì, ma Cozzi, chi- quello che ma canta certo. Ganzirri addio, non lo conosci? Umbetto Cozzi, vaia. È un artista di spessore. Certo, Certo. è un artista molto brevissimo. Oppure chi altro è che... Viene quel presentatore famoso, quello africano, Pippo Baobab. Che porta anche quel cantante che lui se lo porta sempre da presso perché è raccomandato da lui, no? Che è un cantante africano Sì. che non lo conosce nessuno. Com'è che si chiama? Si chiama Max Cazzè. Cazzè. Non lo conosce nessuno. Max Signora Cazzè. Nunzia. È africano perché in realtà si chiama Max Gazzella, no? Però siccome non lo conosce C'entra nessuno. la gazzella Perché è adesso. africano, Max Gazzella. Mamma Non lo mia. conosci questo cantante? No, lui no, mi sfugge, mi Oh, sfugge. siccome non lo conosce nessuno, è soprannominato Max Cazzè. Cazzè, capito? Cazzè, ho capito. Cazzè questo qua, tutti lo chiedono ma non lo conoscono. Oh, poi ci sono anche i cosi, i Nutrolley, quelli che viaggiano sempre. un Certo, gruppo i che Nutrolley, viaggia con i famosissimi, Nutrolley. famosissimi. E poi chi viene? Vengono anche altri ospiti internazionali. Senta, ma Sì. Nina Zinghera l'avete invitata? Ma viene anche Giuliano da Montepalma, se non hai Addirittura. impegni mi ha detto che forse non c'aveva una crisi, ma se ce la fa che ci arriva ci viene a trovare. Allora che fa? L'aspetto? Insomma, tanti ospiti importanti per Ce la questa posso mettere nella inaugurazione. locandina perché Va dobbiamo bene, fare la dai. locandina. Che ci metto allora? DJ come? Per Curdo? Va bene, mettiamo per i Gudro, così sono tutti contenti. E allora metto Ignazio, aggiungi nella bozza, aggiungi gioco la bozza, aggiungi. Ma la prepara Ignazio? DJ, scrivi DJ. La prepara Ignazio, la bozza? Piricuddo. Oh, mi raccomando, non facciamo errori, eh? Piricuddo lo Mi vuole sa- scritto maiuscolo? Certo, ovvio. Piricuddo con la P maiuscola, Ignazio, scrivi maiuscolo, che pare male se no. Allora, DJ Piricuddo. Ignazio, Vabbè. occhio non sbagliare. Mettilo dopo, vicino a Nina Zinghera, mettilo dopo, scrivilo dopo. Oh, mi deve mettere in mezzo a quelli importanti, se no mi Nina sa. Zinghera che è scarsa, scusi. Già ci siamo, famosissima, ecco. no? Vabbè, allora ci vediamo domenica. Va bene, L'attento? ci vediamo domenica. L'attento? Dico attento che se non viene. Attento? Attento. Mi raccomando, l'aspetto. Buona giornata. RSG, Radio Radio San San Giorgio. Giorgio. Grazie, arrivederci. Arrivederci.